Abbiamo preso spunto da un'esperienza proposta dal nostro libro di testo, la realizzazione di una semplicissima meridiana orizzontale, quindi a terra, da fare in quella determinata giornata, una giornata scelta. Poi un po' l'entusiasmo dei ragazzi, un po' il mio, ho detto ma cerchiamo di lasciare un segno anche in questa scuola. E quindi ho chiamato Aurelio, torno a dire verso metà maggio, penso, non ricordo neanche più, chiedendogli una mano, perché io sinceramente non so da dove partire, perché ho cercato di informarmi su internet, tutto quanto di come si può organizzare, però l'ho vista abbastanza complessa come cosa, e in effetti lo è. Allora, grazie al supporto di Aurelio, abbiamo cercato di mettere in piedi questo che poi è diventato un progetto. Allora, io l'ho voluto dividere in fasi. La prima fase è stata la realizzazione, cioè la misurazione proprio a gruppetti di 4-5 bambini presi da entrambe le classi, quindi c'erano sia della sezione A che della sezione B della quinta, e nell'arco di una giornata, di una mattinata, perché questa è una scuola a tempo pieno, quindi i bambini frequentavano dalle 8 alle 16 del pomeriggio, in un'unica giornata perché non avevamo tempo. Siamo andati a misurare a intervalli di un quarto d'ora, un'ora, a seconda anche di quando il sole ce lo permetteva, perché quel giorno metteva pioggia, per fortuna il sole si è fatto vedere. Quindi abbiamo tabulato i dati e la sera stessa li ho inviati ad Aurelio in modo che potesse realizzare la bozza del quadrante. Nel frattempo, mentre Aurelio lavorava sul quadrante, noi siamo andati a vedere effettivamente ad Aiello come funzionano le meridiane e anche a prendere spunto, perché effettivamente con quella realizzazione non era tanto semplice anche il discorso di associare il motto alla meridiana, quindi abbiamo testato diciamo lo strumento vero e proprio. Qui ci sono diverse immagini di come hanno voluto sperimentare, anche con la guida che ci ha seguito gentilmente. Questa è quella che ha colpito maggiormente i ragazzi, tanto che hanno deciso di fare la foto di classe con questa immagine. E poi siamo passati, ecco, alla preparazione del quadrante. Questo ci è stato fornito da Aurelio, io ho fatto diverse copie e sempre a gruppetti liberi i bambini di quinta hanno realizzato le loro meridiane, le loro proposte di meridiana, anche qui mescolati comunque fra le due sezioni, associando il motto. Tutti questi elaborati sono stati poi esposti nell'atrio della scuola e abbiamo indetto un concorso a votazione per scegliere la meridiana. Allora, tutto il popolo scolastico ha votato, dai collaboratori scolastici, cioè i bidelli, i vecchi bidelli, le maestre e tutti gli alunni delle classi. A fine, ecco, questo è il momento della votazione, cioè prima, e dopo abbiamo invece la classifica. Qui vedete diverse immagini, erano tutte bellissime, devo dire la verità, è stato difficile scegliere. Comunque alla fine il podio, con tanto di votazioni e preferenze, era questo. Quindi io ho preso poi l'elaborato e l'ho inviato nuovamente ad Aurelio affinché potesse crearci la struttura, la base praticamente della meridiana. Il giorno della festa, proprio un anno fa, sono venuta a prendere la meridiana e l'ho riportata a scuola affinché i ragazzi potessero comunque decorarla e ornarla poi con il mosaico anche tutto attorno. Quindi hanno personalizzato la meridiana. Anche qui sempre gruppi, sempre misti, ecco, le due sezioni hanno collaborato pienamente. Il 2 giugno io e Aurelio ci siamo ritrovati a scuola e abbiamo fissato la meridiana. Qui vedete le varie fasi del lavoro e qui siamo alla giornata conclusiva della scuola, dell'anno scolastico, dove abbiamo voluto appunto dedicare uno spazio all'inaugurazione della meridiana. Abbiamo affisso di nuovo tutti gli elaborati con il podio e qui c'è la meridiana ancora coperta.
Mi dispiace non aver trovato la fotografia perché avevamo anche un ragazzino diversamente abile che mentre durante l'anno, diciamo, difficilmente riusciva ad integrarsi in quelle che erano le attività della classe, qui invece ha dato veramente il massimo di sé e abbiamo deciso, è un bambino autistico, quindi comunque tende a non volersi mettere in primo piano, qui è riuscito a tagliare il nastro dell'inaugurazione, quindi è stato davanti a tutti i bambini, è stato un gran successo anche per lui. Ecco qui il momento dell'inaugurazione, tutti i bambini della scuola, sia quella a tempo normale che quella a tempo, tempo pieno, sia quella del tempo normale che accanto, sono stati invitati tutti e abbiamo inaugurato quella che è la meridiana affissa al muro. E qui abbiamo voluto riportare comunque il ricordo, quindi con l'annata in cui è stato realizzato, con le classi quinta e quinta B. Sì, è stato un gran successo soprattutto per gli alunni. Se passiamo, ecco qui vediamo ancora Aurelio che ha spiegato comunque il momento, ci ha spiegato anche il funzionamento, anche con la tabella dell'adeguamento del tempo. E i ragazzi, per ringraziare, comunque per salutare questo momento, hanno poi fatto dei canti anche, c'è un sole che batteva, è impressionante. E una delle ultime fotografie, ecco, questa è significativa, nel senso che è fatta dall'interno della scuola, questa scuola è fatta a Ferro di Cavallo. Questo è quello che i ragazzi possono vedere perché le classi sono poste da questa parte principalmente e riescono a vedere comunque nell'arco della mattinata la meridiana all'esterno. Questa foto è significativa perché? Perché all'inizio c'è stato un piccolo qui pro quo, diciamo, fra noi insegnanti su dove collocare questa meridiana. La possibilità era questa parete, avevo proposto, altrimenti c'era la parete di ingresso, cioè dove praticamente c'è l'ingresso della scuola. Il punto è stato: chi deve usare la meridiana? Ci deve essere un occhiello, diciamo, c'è un punto di attenzione, di attrazione per i genitori, dall'esterno, per le persone del paese, o deve diventare strumento per gli alunni, visibile, anche da toccare, diciamo, durante l'arco della giornata. Alla fine abbiamo preso come punto di riferimento il fatto che è importante per i ragazzi che sia visibile uno strumento, non per le altre persone. E quindi ecco, ho voluto sottolineare questa cosa, perché molto spesso capita che si faccia più ma facciamo vedere che bella scuola è, che importante è. Invece no, è bene che sia tutto ciò che viene realizzato all'interno della scuola diventi fruibile dagli stessi ragazzi. Io penso di aver concluso. Ah no, scusate. È stato bellissimo il fatto che loro, come maglietta di classe, come maglietta di ricordo di quest'anno, abbiano scelto questa immagine, un po' perché è stato appunto un lavoro che li ha, torno a dire, uniti, ma soprattutto perché hanno iniziato a vedere positivamente e in maniera solare finalmente lo stare insieme. Grazie.